Presidente, un progetto ambizioso, Agrigento, Capitale della Cultura 2025, oggi il Consorzio Universitario si fa capofila di questo progetto, diversi partner, insomma pochi mesi per presentare la candidatura e il dossier. Desidero precisare che noi non siamo il soggetto capofila, noi abbiamo avuto il piacere, l'onore e il privilegio di considerarci iniziatori di questo percorso, perché il soggetto capofila, nel rispetto di una legge nazionale, è e sarà il sindaco di questa città. Noi, in funzione anche di quello che è il nostro mandato statutario, per la crescita che abbiamo riscontrato nel rapporto con le istituzioni, abbiamo ritenuto doveroso tributare Agrigento, riconoscere ad Agrigento quel tributo che le istituzioni devono pagare con un interesse, un'azione, una passione ed un entusiasmo che deve portare alla piena valorizzazione delle meraviglie che questo territorio, non solo Agrigento città, esprime. L'occasione che viene offerta dal bando per Capitale Italiana della Cultura, lo preciso per il 2025, è particolarmente ghiotta, perché oltre a mettere al centro della realtà europea una città dalle potenzialità infinite, può servire da volano, può servire da stimolo per creare quelle infrastrutture che attualmente mancano e che per l'occasione potrebbero essere realizzate. Quindi questa è un'occasione per coniugare la valorizzazione artistica e paesaggistica del territorio e anche per creare le precondizioni per uno sviluppo strutturale di questo meraviglioso territorio. Presidente Lamendola, lei ha dato il suo contributo attivo affinché questa iniziativa possa partire con dei consigli importanti anche da un punto di vista urbanistico. Senza dubbio noi siamo lieti di dare il nostro contributo per Agrigento, città capitale per la cultura italiana, siamo però convinti che Agrigento debba fare qualcosa di più che diciamo, presentare i propri gioielli come le proprie emergenze ambientali, il proprio terreno fertile dal punto di vista culturale rappresentato da scrittori di altissimo livello come Pirandello, Sciascia o Camilleri. Credo che debba andare oltre alimentando una serie di percorsi complementari che ci possano consentire di presentare una candidatura con una città pulita che superi l'emergenza rifiuti magari alimentata dal mancato buonsenso civico di una parte dei cittadini che magari vanificano il lavoro svolto dalla pubblica amministrazione. Bisognerà puntare poi sulla rigenerazione urbana del centro storico che non può presentarsi così abbandonato nel degrado, perché noi sappiamo bene che quando il centro storico non funziona vi è il rischio che vengano perdute le radici culturali di una comunità. Quindi se parliamo di cultura, come prima cosa dobbiamo diciamo, consolidare le nostre radici culturali. Poi è necessario avviare una serie di iniziative culturali che possono essere rappresentazioni teatrali, musicali, storico-artistico e così via di seguito. E poi infine una cosa che è molto importante, credo che la città debba investire anche in educazione nei confronti dei propri residenti sul senso estetico della città. Cioè, faccio un esempio, quelle saracinesche chiuse e abbandonate in via Atenea non ci fanno fare una bella figura dinanzi ai turisti, o per fare un altro esempio i vasi di fiori che l'amministrazione pone lungo i viali, magari secchi, danneggiati, vandalizzati, non ci fanno fare una bella figura, o ancora non ci fanno fare una buona figura neanche quei terreni privati che non vengono recintati adeguatamente, quindi magari poi diventano delle vere e proprie discariche. Quindi dobbiamo riconquistare un po' anche il senso dell'estetica. Un'importante riunione oggi al fine di mettere su un partenariato per Agrigento Capitale della Cultura 2025 con diversi partner che oggi discuteranno appunto le prime linee guida sul progetto. Sì, oggi è una prima riunione e ovviamente il
protagonista principale è il Comune di Agrigento, perché è il Comune titolato a presentare il progetto, che però si è affidato al Consorzio Universitario per svolgere un ruolo di coordinamento rispetto a tutte quelle bellissime realtà che sono presenti nel nostro territorio e che in questo progetto vanno coinvolte per mettere su appunto idee, contenuti che faranno parte poi di un progetto complessivo che sarà presentato nel mese di giugno. Speriamo questa volta di potercela fare, ci sono tutte le condizioni perché questo avvenga. Avvocato Taibbi, presente a questa prima riunione oggi qui al Consorzio Universitario di Agrigento per un progetto ambizioso che è quello di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sì, come FAI, come società civile abbiamo sempre creduto a questo progetto, tanto che ci siamo permessi di coinvolgere il Comune. A quel tempo c'era la dottoressa Giammanco, non avevamo neppure il sindaco nel 2015, perché potessimo partecipare. Con coraggio abbiamo partecipato, poi siamo riusciti a entrare con l'amministrazione Firetto, quella successiva, siamo riusciti a entrare tra le prime 10 e quindi è il momento per il 2025 di riproporci e magari questa volta possiamo farcela, e comunque se anche non ce la facciamo sicuramente si crea questo movimento attorno al nostro patrimonio. Dobbiamo pensare per esempio che Parma, che ha partecipato, ha poi visto valorizzare il proprio turismo e il movimento culturale del 40%. Noi abbiamo da investire sul patrimonio storico-artistico e paesaggistico e adesso anche sull'ambiente, e il FAI ovviamente lo fa per la sua parte, e quindi sicuramente può essere un vantaggio. Quindi invitiamo un po' tutti i cittadini, ma anche tutta la provincia a dare il proprio contributo, perché solo uniti si vince, associazioni e istituzioni insieme.